Professor Agnello, oggi si presenta la mostra su Sciascia e anche la sua pubblicazione qui ad Agrigento presso la sala del Museo Griffo. Sì, il Museo Archeologico di Agrigento e quindi il parco ha voluto chiudere l'anno centenario di Sciascia con la mostra Il mondo letterario di Sciascia al premio Racalmare, che sarà inaugurata dall'assessore ai beni culturali Samorà, e presentare il mio libro. Attraverso la mostra Il mio libro troviamo uno spaccato della letteratura italiana di fine Novecento. La mostra resterà aperta tutto l'anno scolastico, di modo che le scuole possano venire e i ragazzi dei licei che non arrivano a studiare gli scrittori di fine Novecento potranno avere un'idea di quelli che sono stati i movimenti letterari di fine secolo. Direttore, un evento oggi a cavallo delle feste natalizie su Sciascia, una mostra e anche la presentazione di un libro. Sì, nel centenario volevamo dare il nostro contributo, nel centenario della nascita di Sciascia, e organizzare questa manifestazione e la presentazione del libro di Gaspare Agnello, perché il taglio culturale è un taglio interessante e rappresenta per noi uno dei nostri obiettivi, non solo archeologia o paesaggio, ma cultura a 360 gradi. Poi questo libro non solo parla di uno scrittore meraviglioso che questa terra ha espresso, ma parla pure degli amici, degli scrittori della fine del Novecento che sono stati vicini a lui, quindi un'occasione importante, corredata da una mostra importantissima che sarà aperta anche alle scolaresche, con la possibilità di ulteriormente dare forza a questo segmento dell'educazione permanente, che è il nostro obiettivo principale. Oggi apriamo ad Agrigento l'esposizione dedicata a Sciascia e al premio Racalmare. Racconta più di 10 anni di premio, dall'inizio degli anni 80 alla metà degli anni 90, premio che ha avuto come primo presidente Leonardo Sciascia, appunto nell'82 la prima edizione, fino all'88-89, 89 è l'anno della sua scomparsa, e poi sarà presieduto da personaggi come Gesualdo Bufalino e Vincenzo Consolo, e qui noi ci fermiamo. Poi continuerà con altri scrittori celebri come Gaetano Savatteri o l'attuale presidente Salvatore Ferlita. Ecco, questi anni che racconta la mostra sono gli anni degli inizi. Il premio nasce in un piccolo centro come Grotte e vuole portare la cultura letteraria grazie alla figura carismatica di Leonardo. E la fotografia racconta, la fotografia è una memoria che in questi momenti di grande sviluppo delle tecnologie mediatiche, eccetera, nel suo rettangolino di carta racchiude questi anni di speranza e di innovazione. Dei tanti libri di Sciascia che sono stati scritti in occasione dell'anniversario per i 100 anni dalla sua nascita, quello di Gaspare Agnello molto probabilmente rappresenta un unicum, perché non è una trattazione severamente saggistica sui contenuti dell'opera sciasciana, che del resto in questi anni sono state sviscerate in tutti i modi e in tutte le maniere, ma è una trattazione che ha una natura emotiva, assolutamente privata, e Gaspare Agnello lo condivide con il pubblico attraverso una serie di ricordi, recuperando quell'idea di memoria autentica che ha legato d'amicizia Gaspare Agnello con Leonardo Sciascia. È quindi uno Sciascia privato, però all'interno di queste tracce tutto sommato familiari è possibile recuperare anche il grande messaggio di giustizia civile, di civiltà letteraria di Leonardo Sciascia. Ecco perché una serata come questa in qualche modo testimonia non soltanto l'affetto e la gratitudine degli agrigentini nei confronti dell'opera di Gaspare Agnello, che peraltro si diffonde poi in un panorama amplissimo di cultura, ma anche recuperare quel messaggio appunto affidato a memorie più intime del grande scrittore racalmutese. La serata si dividerà sostanzialmente in due parti. La prima parte è la presentazione del libro del professor Agnello, La terrazza della noce. Io farò 2 letture e poi seguirà appunto l'inaugurazione della mostra fotografica di Angelo Pitrone. Un'importante giornata
qui al Museo Archeologico, appunto per ricordare la figura del grande letterato Leonardo Sciascia. Assessore, un momento importante, oggi l'inaugurazione di questa mostra dedicata proprio al grande Sciascia. Al grande Sciascia, al suo rapporto con il premio Racalmare, premio che ha tracciato i destini di Grotte, ma di tutta l'area dell'Agrigentino, e grazie al lavoro, al super lavoro di un amico di Sciascia, Gaspare Agnello, che ci dà ancora una volta la possibilità, in questo anniversario sciasciano, ricordiamo che stiamo per chiudere l'anno che abbiamo dedicato a Leonardo Sciascia, ci dà la possibilità di ancora una volta fare il punto sull'uomo libero, sullo scrittore, sull'intellettuale, sul politico che riuscì a fare le pulci alla politica criticandola quando lui non era d'accordo. Ecco, Leonardo Sciascia è stato tutto questo, è l'insegnamento di un grande siciliano. Noi dovremmo essere fieri e orgogliosi di avere avuto questi grandi in Sicilia. È una mostra importante quella che inauguriamo oggi. All'inizio dell'anno abbiamo a Racalmuto dato vita, inaugurato la scultura in piazza dedicata a Leonardo Sciascia. Chiudiamo l'anno in bellezza qui ad Agrigento con una mostra a lui dedicata. Quindi ecco, l'anno sciasciano, devo dire che, ripeto, dobbiamo essere tutti più consapevoli.